Partner di altrove sono 18, partner principale è lo UAV, che è il Dipartimento di Design e Arti Visive. Noi stiamo collaborando con la professoressa Angela Vettese, che ha un'esperienza decennale sia in Bevilacqua Masar nell'assessorato della cultura, insomma un'esperienza consolidata, e una serie di partner istituzionali e comunque soggetti rilevanti sul territorio, più una serie di associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, collettivi di artisti che costituiscono e ci permettono di intercettare quella che è l'intelligenza collettiva, lo spirito creativo e artistico collettivo, e di rispondere alla loro domanda. Avete intervistato già i ragazzi di Fondazione Malutta, che è un collettivo numerosissimo, solidale, vitale, con cui intendiamo collaborare attivamente, proprio perché è fondamentale questi giovani riuscire a trattenerli e a farli restare sul territorio, perché danno un contributo essenziale. L'altra cosa che voglio sottolineare è l'approccio e il metodo che CESCOT in questo progetto e anche in altri progetti tende a o vorrebbe portare. L'approccio che sosteniamo è quello di venirsi incontro, cioè pensiamo che sia fondamentale, e anche qua noi, nonostante le problematiche di linee differenti e progetti differenti, anche durante il kick-off abbiamo scelto di lavorare insieme e andare incontro all'altro. Questo lo facciamo sempre, lavoriamo sempre con partner molto numerosi, non facciamo mai progetti autoreferenziali in cui siamo soggetti univoci e protagonisti. Di solito il CESCOT si mette nel backstage, sceglie di perdere il ruolo rappresentativo e lavorare, sporcarsi le mani sul territorio, condividendo quello che può fare con i ragazzi e con gli artisti.